Cari amici, ci avete seguito finora nelle dirette che abbiamo avuto qui da Cortina per la Grand Hotel Savoia Cup 2019, qui dal Tennis Country Club di Cortina, e adesso siamo in compagnia di Lorella, lo so che curo lo stile di un'azienda, diciamo, di famiglia di maglieria. Tra l'altro anche con delle particolarità, perché prima sentivo che tu usi materiali, come dire, nobili, riciclati, in qualche modo sostenibili, no? Sì, sì, assolutamente sì, ma questo da una vita, non per scelta modaiola, diciamo, perché adesso sono scelte modaiole, ma che sono assolutamente filosofia di vita, sì, tutti i prodotti naturali, assolutamente. L'azienda ha quasi 70 anni di vita, a capo dell'azienda c'è ancora la mamma, che sono 68 anni che lavora, ne ha 87, e noi facciamo riferimento a lei, io e mio fratello. Tu ti occupi, allora parliamo di moda, Certo. no? Ma la moda ha tante declinazioni. Qual è la tua filosofia, la tua declinazione? Allora, la mia declinazione è di dare alle persone un prodotto assolutamente etico, perché io vengo da un mondo che non è assolutamente quello della moda, perché sono avvocato, sì, ho insegnato, ho fatto l'insegnante, cose, però naturalmente ho sempre respirato l'aria di famiglia, e 7 anni fa, dopo varie esperienze dell'azienda di famiglia che lavorava a conto terzi per marchi, per le griffe, eccetera, sempre prodotto molto alto, ci siamo messi per necessità a fare il prodotto nostro ed andare direttamente dal cliente finale. Sì, avete creato un vostro marchio, un vostro brand. Sì. Come si chiama? Lo so, si chiama X 100% Made in Italy, perché è una piccola realtà produttiva completamente il vero made. Facciamo vedere un attimino questa brochure che hai, bellissima, Sì. perché insomma dobbiamo anche far vedere le cose. Sì, certo, questa appunto è la mamma, io che dopo il mio liceo classico, laurea in giurisprudenza, mi metto a cucire, ho imparato, però devo dire che è servito anche quello. E queste sono le immagini un po' emozionali, diciamo, del prodotto. Speriamo questo bellissimo. Da questo, tra l'altro, Piano piano, non troppo in fretta, se no non facciamo in tempo a vederle. ecco, tra l'altro anche questo homemade, diciamo, fatto in showroom lì da noi, perché lo showroom è in azienda, è tutto lì perché è tutto controllato momento per momento. E dov'è questo showroom? A Milano, Scaltenigo di Milano. Milano, Sì. qui a Venezia, Sì, insomma, sì, quindi, sì. ragazzi, è anche vicinissimo, diciamo, alla nostra area. Noi siamo Venezia Channel, area 3 Venezia, Milano, ci facciamo un salto. Bene, mamma mia, volentieri. Ecco, e lì abbiamo ancora questa piccola realtà gioiellino, diciamo, perché abbiamo tutta un'azienda completamente italiana che dà da lavorare a persone lì, tutte purtroppo di una certa età, perché non si trova più un riciclo, no. La maglieria ha bisogno di una professionalità enorme. Una grande manualità, capacità Sì, di confezionamento, certo, di realizzazione. e è un lavoro che si impara entro i 20 anni, poi non si impara più. Cioè, proprio a livello produttivo non si impara più. E niente, da 7 anni io curo lo stile e il brand nostro. Naturalmente non si tratta di brand, perché per creare un brand Ci vogliono investimenti molto milionari. folli. La moda è Noi non siamo brand, siamo marchi. Siete una realtà artigianale Molto. di qualità, in qualche modo curate i pezzi quasi uno a uno, potremmo dire. Certo, se uno viene in azienda, cioè intanto vede la mamma che è ancora a capo dell'azienda e a cui faccia riferimento, è veramente una roba. E poi E non a caso, insomma, ti ha scelto Paola, cioè. certo, Paola Perché è una tua estimatrice, sì, no? sì, diventa cliente Ho personale. visto stamattina proprio il vostro rapporto, il vostro feeling è molto Sì. funzionava. No? Sì, diventa casualmente cliente personale, per cui mi propone queste esperienze così. Adesso E qui parliamo della tua esperienza qui. Realizzerai per questa occasione importante cosa? ho realizzato una capsule che è praticamente come vestiranno i giocatori di tennis durante il Savoia Cup, e naturalmente anche i mister che partecipano alla sfilata di Miss Mondo e Mister Italia.
Il prodotto del tennis rimane a disposizione del country anche tempo libero nonché tennis successivo, e poi le Miss Mondo, in occasione appunto della Savoia Cup, con questo gemellaggio, con questo così incontro, indosseranno le nostre cose in una sfilata o due, indosseranno quello che sono i capi della nostra collezione, che ho in negozio a Cortina, perché la fase diciamo finale, la fase attuale, l'evoluzione attuale del prodotto è queste esperienze dirette che abbiamo con un negozio, prima a Conegliano, lo so Conegliano, dopo a Cortina, già da quest'inverno lo so Cortina, e adesso da 4 mesi lo so Treviso. Quindi sono punti vendita direttamente vostri? Sì, punti vendita nostri, da cui abbiamo delle soddisfazioni incredibili. Però io vedo un grande difetto, non c'è l'uomo. Non c'è l'uomo, adesso ci comincia a esserci. No, noi tra l'altro siamo nati prima del brand, prima del marchio, eravamo uomo, quasi esclusivamente uomo, e perché l'uomo è più semplice come costruzione, diciamo, e quindi quando eravamo conto terzi, i miei facevano tanto uomo, quindi avevamo un'esperienza enorme nell'uomo, solo che l'uomo è meno fashion, sì, perché vende meno, è più standardizzato. Quando vai su un prodotto di nicchia come il nostro, perché il nostro è un prodotto molto alto, la donna offre più opportunità. Poi io sono donna e faccio fatica a pensare. Insomma, dovete fare una cosa per me, dovete preparare che veniamo. Ma le cose da tennis, la polo da tennis sta riscuotendo dai miei clienti donna, sta riscuotendo un successo bestiale, e mi hanno già chiesto di fare una produzione al di fuori del tennis, di fare una produzione per i loro negozi. Sì. Anche noi ormai abbiamo diritto ad avere un po' di fashion della moda. Bene, quindi noi ti seguiremo nei prossimi giorni, da venerdì, mi sembra, giusto? Sì. Ecco, qui in sfilata. Al country tennis, con le tue sfilate. Poi siamo su Instagram con lo so Cortina, cioè abbiamo cominciato. Insomma, l'importante è iniziare, poi pian piano si appassiona, no? Guarda, noi puntiamo tantissimo sul prodotto. Certo che non basta solo il prodotto, però il nostro è tanto prodotto. Oggi ci vuole anche l'immagine. Lo so. Quindi bisogna coltivare anche questi mezzi moderni, tra virgolette. Un pochino, se potessimo farlo, coltiveremo anche l'immagine. Solo che tempo e denaro, deve essere convogliato tanto sul prodotto, poi quello che rimane lo dedichiamo alle altre cose, però quando fai tanto prodotto ti daremo una mano anche noi. Grazie. E quindi ti aspettiamo, ci illustrerai anche qualche capo, qualche modella, insomma. Sì, assolutamente. Okay. Grazie di averci regalato queste pillole di qualità, di fashion, di moda, perché effettivamente abbiamo bisogno di portare avanti le nostre artigianalità. Infatti questo lavoro a me piace, anche se sono di derivazione di tutt'altro mondo, mi piace perché è proprio un lavoro molto etico, e mi piace questo approccio così, perché fanno delle cose belle, sostenibili, sia economicamente che dal punto di vista proprio della qualità. Bene, da Cortina forse è tutto, forse no, vedete sullo sfondo ancora i nostri amici, c'è Paola che sta intrattenendo i nostri ospiti, anzi i loro ospiti, c'è Alberto Padovan con i suoi vini e naturalmente meravigliosi, ecco. Aggiungo io che non sono del settore, però meravigliosi. E quindi continuate a seguirci, e poi i prossimi collegamenti dal torneo qui in diretta da Cortina.